con Marianna, con anche il capo ricevimento, siamo un gruppo veramente molto compatto. Parliamo di un piatto che, insomma, che gli sta più a cuore di quelli che Ancora deve carta. nascere, ancora deve nascere il piatto. Ah, Sto scherzando. Diciamo che sono legato a tanti piatti, forse un figlio, un piatto figlio non c'è ancora, però sono legato a diversi tipi di piatti. C'è una cucina di piatti legati molto alle acidità, dove non manca mai un limone, dove non manca mai il pomodoro, un olio nostrano e qualche altro ingrediente, soprattutto del territorio. Influenze dall'Adriatico ce ne sono, è tutto Tirreno. No, ci sono varie influenze. Sì. Di recente sono stato a Lecce, dove ho trovato davvero delle ottime materie prime, perché abbiamo fatto vari eventi lì. Infatti maggiormente in cucina uso un olio pugliese, quindi mi piace proprio l'acidità del. Siccome la nostra cucina è una cucina ricca di acidità, mi piaceva questo olio molto. È stato rapito quindi da Salento. Devo dire la verità, mi è piaciuto molto. Ritornerei anche domani. Quindi avete l'abitudine anche di presentare cocktail durante la cena? Noi in realtà abbiamo un'offerta che diciamo abbiniamo un piatto di Luigi ma al bar, un piatto di aperitivo con un determinato gin tonic che è il nostro fiore all'occhiello. Sia per Questa scelta, sì, abbiamo una che selezione. sono poi qui noi siamo al banco del bar, Sì. e abbiamo qui una torre appunto di gin di tutti i tipi. Quanti ne avete? Al momento abbiamo raggiunto le 150 etichette per 21 tipi di acque toniche. Però non è solo gin il nostro bar, noi abbiamo una vasta selezione anche di vermouth. Perché il bar si chiama gin. Gin bar, sì. Gin bar. Sì, è identificato come gin bar, però è anche un American bar, quindi abbiamo tutti spirits internazionali. No. Ovviamente, Vedendo come si presenta il C'è bar, di tutto, c'è di qualcuno tutto. potrebbe diciamo per vedere la dimensione che è il bar, noi andiamo molto più per la ricerca, nel senso io d'inverno impiego tanto a studiare, a trovare quelle chicche che magari da altre parti non trovo. quando qua è chiuso. Sì. Perché poi Sì, molti di si capri finisce ce mai li di imparare. ritroviamo in montagna, no? Sì. Quando Ho si lavorato va anche in appunto a montagna, ho sciare. lavorato a Corvara, in Alta Badia. Ah, ecco. Quindi dove È è arrivata la terza e la seconda in Alta Badia, sì. Abbiamo 1, 2, 3 stelle Michelin naturalmente, c'è la scelta. Sì. Bene, 2 stelle lo conosco proprio personalmente, Matteo Metuglio. bravissimo, Una persona 2 stelle Michelin. Quindi caro Monzù, lo possiamo anche chiamare così? Lemonzu. Lemonzù, lei è Lemonzù. Ma mi dia Sì. del tu, Luigi. Lemonzu, Luigi, no? Luigi Lemonzu. Lemonzù, è un termine francese, mi sembra, sì, insomma, che definisce appunto lo chef. Bene, noi quindi ci prepariamo agli aperitivi e ai piatti del nostro chef. Delle Monzù, presso Punta Tragara, vista Faraglioni volendo, ma vista Vista Marina Piccola, si vede vista qualcosa. Capi, vista tutto. Vista Capi.